È iniziato il tam tam per la grande mobilitazione contro le stragi sul lavoro e contro l'alternanza scuola-lavoro, appuntamento dopodomani in campo San Geremia. Per ricordare Giuliano De Seta con tutti gli studenti del Veneto che si sono dati appuntamento per Venezia. Per quale data a Giollo? Mercoledì nel tardo pomeriggio alle 18. Ancora da definirsi la data dei funerali di Giuliano De Seta, la cui salma, ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, potrebbe tuttavia essere riconsegnata ai familiari entro la fine di questa settimana, data in cui, malcondizionale ed obbligo, potrebbero essere celebrati pure i funerali. 18 anni compiuti da poco, di Ceggia, Giuliano è morto venerdì scorso a Noventa di Piave durante lo stage. La mobilitazione studentesca di dopodomani anticipa quella nazionale prevista per fine mese corrente, entrambe con la presenza dei sindacati confederali. È chiaro che non ci possono più essere morti, tanto più di giovani che dovrebbero essere a scuola o a far formazione e non a morire sui luoghi di lavoro. Nel frattempo, sospesi tutti gli stage in atto al Da Vinci di Portogruaro, istituto tecnico dove Giuliano De Seta era iscritto al quinto anno, la decisione da parte della dirigente scolastica Anna Maria Zago, docente ancora sotto shock, come del resto tutta la nazione intera. Per noi è una tragedia per la famiglia e per noi come scuola. La tragedia, la scomparsa. Giuliano è... che parole possiamo trovare, che parole si possono dire di fronte alla morte di un ragazzo di 18 anni?